La cosa che ci piace di più della moto è... Amici del canale, buongiorno e benvenuti in questo penultimo giorno di gita in Slovenia. Stiamo aspettando gli ultimi pelandroni che si alzino per andare a fare colazione e poi via col vento verso il ritorno in patria. Nel frattempo che i ragazzi si svegliano, io vi dettaglio il percorso di oggi. Da Domžale, nell'albergo in cui siamo, si percorrerà la strada verso Polhovgordeč, lungo un susseguirsi di curve verso Godovic, poi si continuerà ad Aglužnija verso Gorizia a sconfinare. E andremo a trovare il mitico Andrew Principe a Lignano Sabbiadoro. Poi si continuerà verso Portogruaro, quindi Pordenone e Lago d'Alpago e Belluno. Asciugatura giacche, è ancora umida la mia giacca, mannaggia. Questo albergo è pieno zeppo di fotografie, pieno, in ogni parete. Vanno nell'isola quella dei nudisti o... Sa com'è profondo quest'uomo. Dobbiamo dare l'addio alla Slovenia. La città l'abbiamo vista, veramente fenomenale. Ci ritorneremo ragazzi. Andiamo avanti col percorso. Abbiamo ben 2 giorni per raggiungere di nuovo la nostra patria. Slaminskyrzegem. Questo che vedete è il centro di Domžale, che è una piccola cittadina appena fuori Lubiana. Stiamo per raggiungere di nuovo Lubiana, che dovremo attraversare perché dovremo andare dalla parte opposta. Basta, non parla più adesso? Bellissimo, finalmente un po' di fresco. Dai da bere agli assetati, dice il sacro verbo. Bravo, Equipa Greek. Una bella chiesetta, un campanile. Sembra un villaggio di pastori, ma non è certamente quello di Velica Planina. Aspetta però, non ti muovere, È qua sotto. Scusate, era qua sotto. Sei tutto lercio. Diciamo che posti ragazzi. Stavo dicendo, se ne va. Se n'è andato, ma perché? Giampi è fuggito. Avete visto che bella strada abbiamo fatto finora? Adesso siamo a fare una pausa. Ristoro. Ti ho fatto passare nella strada più fresca di tutto il villaggio. Ci sono 38 gradi e il signore qui accanto a me ha la giacca e la camicia di flanella. Questo è per me. Sì. C'ho un caldo, guarda, è terribile qua dentro. Guarda come sono zozze le moto. Ne avevamo pulite ieri. Jean-Pierre, tu che sei pratico di pulizie, hai una salvietta? Ecco signori, stiamo per rivalicare il confine per tornare nella nostra bella nazione. Ecco la dogana, Gorizia. E siamo a Lignano Sabbiadoro. Siamo venuti qui a trovare il principe, un altro membro del gruppo che oggi però ha una 2 ruote un pochino più piccola, un monopattino. Madonna che fisico! Tutto questo bel cinema per incontrare il mitico Andrew. Ciao ragazzi! Nonché il principe, quanto tempo! Grande! Come va? Chi vedi caso? Che finalmente ci abbiamo raggiunto. No, parcheggia in mezzo e voilà. Saluto! Ciao Monica! Fate finta che non ci sia. Dopo tra 5 minuti ti richiamo. Guarda che avevo appena messo giù. Fa niente, dai, si sentirà Comunque sto tutti i sola. pantaloni. Oh, ci voleva un gelato freschino. Ciao Andre! Ti vediamo a Belluno. Ciao, buona vacanza! Mancano ormai pochissimi chilometri, una quarantina all'incirca. Bello anche il ponte dell'autostrada, sì. Cioè abbiamo passato un paese che si chiamava Fontana Fredda. Mamma mia, non c'era niente di più stimolante che buttarsi dentro. Ed ecco Belluno, che bello! Sa che il centro storico deve essere figo. Si può? Permesso. Scusate, il centro della città è di qua? Ok, grazie. Amici del canale, buonasera, siamo arrivati qui a Belluno in attesa che andiamo a fare la cena. Ciao!
Una bambina. Sì. Un po' a testa. Salute ragazzi, bellissimo weekend. Noi è da mercoledì che siamo in giro. Settimana lavorativa. La cosa che ci piace di più della moto è mettere le gambe sotto il tavolo. Abbiamo ordinato la quarta bottiglia di prosecco. Io non ci vedo più dall'ubriachezza con me. Si sente il prosecco. Non so come ne usciamo. Ma la vedremo mai Belluno stasera? Mi stanno prendendo per il culo, ragazzi. La partecipazione del cameriere è stata fantastica. Ma quella bottiglia di barbarino di Mugello che cos'è? Brunello di Montalcino. Ma scusa, ma il Brunello di Montalcino non mi mischiare, non fare dirigibili. No. Dopo vi racconto quella lì del gelato alla fragola. No. Grazie. Quella lì del gelato alla fragola. No. Grazie mille. Comunque, no. Quella lì del gelato alla fragola. Niente. Grazie. E anche la giornata di oggi è finita. Ci vediamo domani. Buonanotte.